terminata la settimana di Sanremo, ma non termina mai la voglia di calcio, non termina mai soprattutto la voglia di vedere un rettangolo di gioco dove ci sono 22 giocatori, considerando anche poi chiaramente quelli della panchina, che completano l'organico delle due formazioni. Sta sistemando intanto la barriera del capitano Simone Mastellone. Va Billeci, cerca la porta, poi palla che infatti viene accompagnata da Mastellone fuori, ma battezzato benissimo con l'Academy Ribolla che si presenta come quarto miglior attacco. Intanto Romano salta in velocità tutti, Romano entra Romano con la punta, la parata di Mastellone, per la pari rimane ancora lì Mortillaro, viene respinto, un rullino eccezionale se si pensa chiaramente il complessivo, ma in trasferta forse c'è qualcosa da cambiare. 5 vittorie, poi 2 pareggi, 3 sconfitte. Intanto al volo Gatto ci ha provato, poi Anzalone con una calma limpionica, Orlando con il tacco, l'anticipo di Renda, poi Lentini, Turci allontana, Renda può calciare verso la porta, Anzalone blocca, poi Lentini in avanti, Citrano, ancora Lentini allo spazio, cerca addirittura la porta, ancora una volta esterno, forse un cross in realtà, però poi Romano mette giù, vuole rientrare, lotta il numero 2, Gowa, il controllo, la finta, cerca il sinistro, ci ha provato con il destro nei primi istanti della partita, ci prova adesso col mancino, l'attacco fa bene, la Corte, la controlla col sinistro, vuole calciare e stava per fare un gol clamoroso la Corte. Poi Bonasia, ancora la Corte col sinistro, cercare Mortillaro, Scarcella un po' in difficoltà, Mortillaro gli ruba via palla, può attaccare la porta, Mortillaro contro il portiere, può calciare, Mortillaro, calcia Mortillaro! E trova anche il gol del vantaggio, meritatissimo per ciò che stava facendo effettivamente l'attaccante con la maglia numero 9, vantaggio minuto 33 di gioco, l'errore difensivo da parte di Scarcella che non è in realtà la prima volta, o meglio, ha cercato più volte i compagni, ma però è sempre lui il battitore sia di calci di punizione che di calci d'angolo. Ma Orlando cerca la porta, Anzalone va giù, una palla molto complicata perché comunque è rimbalzato davanti al portiere, lo scatto di Kevin Moye che adesso riceve la palla, la porta davanti, Moye viene fermato dal ribaudo, ancora la palla rimane lì, sempre Moye, poi Teresi allontana come poi calcia, la prende malissimo la Corte questa volta, poi l'anticipo pulito di Billeci che però non sortisce alcun tipo di effetto perché la palla è ancora dell'Academy Ribolla, poi con la testa Mortillaro, la Corte, la controlla, può calciare e poi la parata incredibile da parte di Mastellone, ma l'aveva messa veramente all'angolino. Lentini, Coniglio può calciare, Coniglio e la parata perfetta di Anzalone, le mani in testa per il numero 17 che si era creato questa azione da solo, la rimessa di Teresi, palla di Faran, allontana Gowa, palla veniva ancora lì, Orlando calcia col sinistro e Anzalone la blocca in 2 tempi, poi Orlando la controlla, gioco di prestigio, allarga il gioco, sbaglia tutto, lo piccolo, mette una pezza e con questa azione vince anche la partita e vince il CUS Palermo, vince e convince contro l'Academy Ribolla, squadra al 4° posto, ricordiamo che spreca una grandissima occasione, quella di agguantare invece il 3° posto in classifica.